Una sentenza che riaccende il dibattito sulla legge sull'autonomia differenziata. La Corte Costituzionale ha bocciato il referendum abrogativo del disegno di legge Calderoli, ha ammesso però i quesiti sul lavoro e sulla cittadinanza per gli extracomunitari. La motivazione per il referendum sull'autonomia è che il quesito è inammissibile perché oggetto e finalità non risultano chiari. Ciò pregiudica la possibilità di una scelta consapevole da parte dell'elettore. A pronunciarsi sono stati 11 giudici anziché 15, 4 non sono stati ancora indicati. La legge però, proprio secondo le indicazioni dello scorso novembre della consulta, va rivista in alcuni punti. La consulta con molta autorevolezza per la seconda volta si è espressa decidendo ovviamente l'inammissibilità del referendum e quindi si mette una pietra tombale sul grande dibattito del referendum contro la legge Calderoli, quindi contro sostanzialmente l'autonomia, e si inizia a lavorare con serenità e io spero anche con la possibilità di dialogare con l'opposizione. Abbiamo difeso fino in fondo l'autonomia e anche abbiamo portato le nostre ragioni. Abbiamo portato nella prima fase a dicembre nel ricorso delle 4 regioni contro la legge Calderoli e l'abbiamo portata da soli, eravamo l'unica regione presente, anche ieri in sede di Corte Costituzionale difendendo le ragioni dell'autonomia e quindi sostenendo il no al referendum. Si continua a lavorare, io spero che si arrivi quanto prima alla definizione delle prime funzioni nella materia della protezione civile perché questo ci permetterà di comunicare in maniera concreta ai cittadini e di dimostrare che molte delle cose che si dicono sull'autonomia sono fake news. Anche per Elisa Venturini, consigliere di Forza Italia, è una decisione prevedibile perché l'autonomia differenziata è in Costituzione. Ora dice avanti con decisione. Una legge che va totalmente riscritta alla posizione delle opposizioni. La decisione della Corte Costituzionale di rendere inammissibile il referendum sull'autonomia non ci sorprende. Infatti era stata proprio la Corte a svuotare la legge Calderoli e a ritenerla per larga parte incostituzionale. Quindi il quesito referendario aveva perso di fondamento, ma soprattutto oggi possiamo dire che è la legge Calderoli che non esiste più e che di fatto è morta. Zaia e la Lega sono i principali responsabili del fallimento di questa legge che oggi va riscritta in una logica non di parte e noi ancora una volta ribadiamo che siamo per un'autonomia davvero vicina ai nostri territori che possa fare del bene alle imprese e ai cittadini del Veneto. Per Erika Baldin, consigliere del Movimento 5 Stelle, l'esito della consulta è un esito in qualche modo scontato che tuttavia non vanifica la battaglia intrapresa e riapre, dice, la discussione parlamentare per migliorarne i caratteri.